Alleluia. Banca di sopravvivere e di sopravvivere bene. Non dimenticatevi che questo è un importo che è stato, come dire, pesato correttamente perché la banca possa esprimere già da subito, già da quando avrà l'autorizzazione da parte della Consob e della Banca d'Italia di poter approdare al mercato borsistico italiano, avrà quindi la possibilità di tornare a recitare un ruolo da protagonista in una regione che è quella veneta, che ha un enorme bisogno di avere banche funzionanti, e anche nelle altre regioni dove il gruppo è presente. Era l'ultima chance comunque per i soci? Sicuramente sì, era una chance che non aveva una seconda chiamata, perché lo avete anche letto da quanto in maniera molto chiara la Banca Centrale Europea ha espresso, e la Banca Centrale lo ha espresso con una lettera scritta, ma questa preoccupazione era stata espressa da tutte le autorità di vigilanza e da tutti coloro che guardano attentamente questo mercato. Non dimenticatevi che questo mese di dicembre è un mese che purtroppo non è stato contrassegnato da fattori negativi per il sistema bancario italiano. Le 4 banche che purtroppo hanno dovuto cessare la loro vecchia esistenza e cercare una nuova, e questo approssimarsi del bail-in che non è stato ancora ben spiegato e quindi evidentemente comporta gravi turbamenti per i risparmiatori. Sì, anche la borsa, non temete speculazioni con un valore così basso? Ma in borsa ci dobbiamo ancora andare, e credo che il mercato borsistico nei prossimi mesi ci dirà e ci darà un po' come una bussola, ci dirà dove dovremo andare. Non dimentichiamoci che conta molto quanto il territorio, non solo quello veneto, risponderà a questo aumento di capitale, perché noi ci giochiamo l'aumento di capitale e la quotazione contemporaneamente, e questi fattori non vanno dimenticati. Ok? Sì. È arrivato anche il Presidente. Ok, Polla. Azione di responsabilità confermata contro Consoli e Trinca? No, noi abbiamo confermato che i nostri tecnici legali ci hanno sostenuto che esistono dei presupposti di diritto e di fatto per iniziare tutte le iniziative legali, quindi noi in questo momento siamo nel dovere di quantificare i danni, individuare i responsabili, e quindi, come io ho detto in assemblea, una volta chiuso questo passaggio convocheremo l'assemblea per le determinazioni conseguenti. L'abbiamo vista soddisfatto, quasi commosso ad un certo punto. Beh, credo che sia stata una giornata che sicuramente è nata con molta tensione, credo che tutti fossero anche emozionati, credo che la responsabilità di questa giornata non fosse solo legata alle sorti e al futuro della banca, ma credo che anche in questo momento un po' tutto il sistema bancario italiano ne era confermato, coinvolto, quindi io mi auguro che questa giornata positiva possa essere anche di fiducia per il futuro del sistema bancario italiano. Può promettere qualcosa a questi soci che hanno dato per l'ennesima volta fiducia? Ma guardi, noi abbiamo detto che gli promettiamo trasparenza, gli promettiamo discontinuità ed efficienza. Abbiamo lavorato così negli ultimi 2 mesi, continueremo a lavorare così. Si aspettava questo 97% favorevole? No, assolutamente, è andato oltre le più rosee aspettative. Adesso bisogna accelerare. Beh, diciamo che questa è una grande vittoria della banca, dei soci e dei dipendenti. Credo che questo rafforzerà ulteriormente il Consiglio di amministrazione negli impegni che ci saranno da gennaio in poi, quindi nella raccolta dei capitali, nella quotazione in borsa e anche nelle opzioni strategiche e quindi nelle eventuali possibilità di fusioni, di incorporazioni eccetera. Quindi sicuramente da oggi la banca esce rafforzata. Veneto Banca resterà Veneto? Ma guardi, Veneto Banca rimarrà come abbiamo nella missione, come ho detto io, una banca che privilegerà i rapporti con i propri territori,
Veneto Banca opera in Veneto, opera in Lombardia, opera in altre regioni, nelle Marche, opera in Puglia, quindi Veneto Banca privilegia il rapporto con questi territori rispetto probabilmente a delle scelte un po' ambiziose che aveva avuto negli ultimi anni. Grazie.